Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui a San Mauro Pascoli, proprio dove c'è ancora la storica casa di Giovanni Pascoli, all'interno di Villa Torlonia, in occasione della festa della De Bagoin Malatora. Questo dovrebbe pronunciarsi più o meno così, ovvero la festa fondamentalmente del maiale, perché Bagoin in dialetto romagnolo significa appunto maiale. Ci sono molti modi di identificare il maiale, soprattutto dicendo porca troia, porca miseria, porco diavolo, insomma. Noi abbiamo scelto così, fra le varie figure, questa che è porca troia, che non manca mai all'appello, insomma, giusto per modi di dire. Andiamo col servizio, ma attenzione che questo servizio, oltre che conoscere in varie sfaccettature il maiale, abbiamo anche occasione di capire che gli incontri amorosi non accadono solamente in balere, in discoteche o ultimamente ai supermercati, ma addirittura anche all'interno di cimiteri. Non ci credi? Guarda il servizio. Allora siamo insieme ad Arlotti Guglielmo. Come andiamo oggi? Molto bene. Allora, questa festa, mi può dare la pronuncia giusta? Festa de Bagoin. E poi c'è anche il surrogato, Malatora, festa de Bagoin. Allora, ci spieghi un po' di cosa si tratta? Io sono a parte dei dolci. Faccio i biscotti, tutti i tipi, ciambella, queste. Quindi le bagone è un biscotto, È un giusto? biscotto. È un biscotto e malatora cos'è? Viene bagnato? Cos'è? Viene bagnato da questo maiale, via. No, quindi insomma il maiale anche oggi protagonista Assoluto di questa festa. Perfetto, bene. Come si suol dire, del maiale non si butta via niente. Della maiala neanche il numero di telefono. No, neanche il numero. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie. Potremmo dire che la situazione è bollente. Bollente, molto. Fa un po' fatica. Allora, Bagoi, ma qua c'è anche della ciccia, c'è anche dei primi, c'è un po' di tutto. C'è tutto, primi, carne. Cosa proponete come cena questa sera? Ai ragazzi, qua il fumo sa. Guarda che te lo vedi qui. Siamo in piena versione gastronomica. Allora, questa sera cosa proponete? Un menù completo da partire dalle tagliatelle, poi c'è tutti i tipi di carne alla griglia, fino ad arrivare alle verdure. Quindi doverosamente cucina romagnola, giusto? Certo. Quindi che vino affianchiamo a questa cucina romagnola? Non lo so, dopo devi spostarti e chiedere più su. Allora faremo così, mi fa un saluto molto da Bagoi. Miseria. Abbiamo chiesto qual è il menù di questa sera e ce l'hanno detto, sono stati molto dettagliati, però non ci hanno saputo indicare quale vino accostare a questa cena. Sangiovese puro di Romagna. Sicuro, eh? Sicuro. Se ci mettessimo l'Ambrusco, no? L'Ambrusco lo bevono a Bologna, noi in Emilia, in Romagna beviamo il Sangiovese. Ok, perfetto, quindi dal baffo più bello della Romagna il consiglio è Sangiovese. Sangiovese. Grazie. Non dei colli del Rubicone come fanno quelli di Faenza, ma proprio del Rubicone. Quindi mettiamo proprio la trincea, no? Quindi... Siamo molto campanilisti. Allora, da dove a dove si può bere il buon Sangiovese da voi? Buon Sangiovese partendo da Soliano fino al mare. Ok, perfetto. Seguendo il Rubicone, Savignano, Gatteo, San Mauro Pascoli. Seguendo il fiume, Sì. così vi dà anche la dritta, se bevete troppo sapete l'indicazione giusta. Sì, così arriviamo al mare, andiamo a fare il bagno, dopo averci ubriacati. Ma sei fantastico, grazie. Prego. Mi raccomando, non cuccare troppo questa sera. Cuccare? Vieni qui che facciamo 80 kg di tagliatelle, vedi te cosa cucchi dopo. Il Bagoi, non l'avete preso il Bagoi? È tutto Bagoin qui. Tutto Bagoi. Tutto Bagoin. Non ho capito. Alla faccia della dieta. Sì, ma quando ci va, ci va. Poi tra l'altro vedo che voi avete fatto un mix, cioè Sangiovese e birra. Sì, perché noi siamo tradizionalisti, ma ci piace anche innovare ogni tanto. È giusto, quindi diciamo che il Bagoi sta bene anche con la birra. Sì, benissimo, infatti l'ho presa io. Perfetto. Complimenti, siete una bellissima famiglia, buona serata. Grazie, grazie. Allora, siamo qua con questa bellissima coppia, come vi chiamate? Lilli, Renzo. Renzo, siete sposati? siamo due vedovi. Due vedovi. Due vedovi che ci siamo messi insieme. Oh, che bello, questa è una bellissima notizia. Dato dalla storia. La nostra storia, Ma noi abbiamo molto tempo, potremmo ascoltarla. Facciamo un sunto, quindi vi siete trovati dopo una grossa delusione. ci siamo trovati dopo da vedovi tutti e due. Siamo due vedovi, siamo incontrati dopo 45 anni che non ci vedevamo più. Ci siamo incontrati al cimitero e lui mi dice: io sono vedovo anch'io, sai? Io vedovo anch'io. Siamo usciti a mangiare una pizza, dal di lì ci siamo trovati che stavamo bene insieme. Ci Ma facciamo che bello! compagnia. Cioè,
diciamo così, nella tristezza dell'evento, però è arrivata la felicità in un funesto evento di incontro. Bene, quindi vi siete incontrati ed è scoppiato l'amore. Sì, dai, stiamo bene insieme, sono già 8 anni che stiamo insieme. È bella donna, complimenti. Allora, senta, ma lei ha mai detto con lui sei un bagoin? No, non mi permetterei mai, no. Assolutamente, no. Non è un'offesa perché il romagnolo, No, non gliel'ho mai detto, no. Bene. Non ci penso neanche. Perfetto, siete una bella coppia, grazie e buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, siete impegnatissime qui a proporre le cose della vostra azienda. Sì, Come si chiama? azienda agricola I Casetti. Bene, allora, parliamo di roba a chilometro meno che zero, giusto? Sì. Quindi fate tutto voi, carne. Sì, sì. Ai romagnoli piace questa... Certo, tantissimo. È mio nipote che comunque, avendo l'azienda, lavorano tantissimo perché gli piace, è molto giovane, però vede che veramente è una cosa che la gente piace, mangiare genuino e naturale. Bisogna ritornare alle origini. Poi tra l'altro mi dovete spiegare da dove arriva questa carica che avete, che batte le vendemmie. Anche perché non siamo più giovanissime, però col fatto che vediamo le persone che vengono, che hanno piacere di mangiare, stare in compagnia e assaggiare i nostri prodotti, a noi questa cosa ci fa piacere. Bene, perfetto, mi fate un bel sorriso allora ai nostri amici in questo momento? Grazie, buonasera a tutti, buonasera buon proseguimento. Grazie. L'asilo nido bilingue Happy Children accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni, aperto tutto l'anno tranne il mese di agosto, dalle 7 alle 19:30. Professionalità e competenza, da 10 anni al servizio delle famiglie. Alesmo Bianconiglio Gym, centro fitness di qualità. I nostri professionisti ti aiuteranno a raggiungere i tuoi desideri, passo per passo. Segui il Bianconiglio, la palestra con l'Happy Heading. A Lissone, Casa del Materasso. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali innovativi e con la garanzia del Made in Italy. Da noi puoi trovare materassi, reti, letti, guanciali. Casa del Materasso. Più dormi, più sogni. Ad Arcore, Monza, Brianza, trovate il ristorante Cascina San Giovanni, dove si organizzano eventi di ogni genere con servizio ai tavoli e buffet. Per informazioni o prenotazioni, chiamaci. Dalla scelta supporto logistico, Degna ti accompagna passo dopo passo nell'acquisto del tuo serramento ideale. Da oltre 15 anni ci trovi a Cesano Maderno. Visita il nostro sito. Elettrotecnica Nicolosi, impianti elettrici domestici ed aziendali, dalla sicurezza del tuo appartamento all'impianto televisivo, con le più innovative tecnologie in materia di impianti di videosorveglianza e automazione in genere. A Cinesalo Balsamo Aero Impact SRL, carrozzeria leader di ultima generazione, con l'utilizzo di prodotti ecologici a rispetto dell'ambiente, seguendo da sempre un metodo artigianale, anche servizio officine e gomme. Con un'esperienza trentennale, Massimiliano Licausi garantisce l'eccellenza nella costruzione di serrande, portoni sezionali, tende da sole, zanzariere, basculanti, con interventi 24 ore su 24. Quando siamo a casa nostra, desideriamo serenità e sicurezza. Proteggi la tua casa con gli avvolgibili FAR. FAR, avvolgibili di qualità. Fashion Hair Parrucchiere, uomo-donna estetica, i tuoi personal eye stylist, i professionisti del tuo look. Via Spulga 49, Cernusco Lombardone, presso Centro Elisse. A Cesano Madero, GRC Metal, azienda di Roberto Grieco, lavorazione del ferro, metallo e alluminio, per privati o aziende, lavorazioni conto terzi su disegno, carpenteria pesante e leggera, progettazione con AutoCAD. Azienda agricola Ibre, sorge nel cuore delle colline di Verduno e produce i migliori vini del territorio. Vuoi fare felice il tuo palato? Vieni a trovarci, nascerà un'amicizia. iClean, lavanderia self-service, a Zelo Buon Persico, di fronte alle scuole pubbliche. Con i macchinari di nuova generazione garantiamo un lavaggio perfetto e un'asciugatrice anche per i vostri amici animali.
Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Rozzano, a pochi passi dall'eccellenza della sanità lombarda, ha sede lo studio Moviment Pilates Academy, un centro per il fitness ed il benessere, professionale e competente, Pilates, tonificazione e recupero funzionale. Donati un momento esclusivo e personalizzato. A Lodi, il ristorante Nuovo Faro ti tenta con deliziosi panini, bruschette, pizze e piatti alla carta, con un personale gentile e disponibile. L'impresa funebre Pozzi Eva a Seveso da oltre 40 anni garantisce un servizio funebre in spalla con personale qualificato in divisa completa, guanti e cappello, senza lasciare nulla al caso. Riparo Express Lodi, da oltre 15 anni, nel settore dell'elettronica. Assistenza garantita su riparazioni di cellulari, smartphone, computer, permuta e vendita dell'usato. Inoltre, l'esclusiva collezione Clara Luna, con tanti idee regalo e bomboniere personalizzate. Tecno Group Consulting, ristrutturazione e manutenzione di immobili civili ed industriali, consulenza finanziaria e fiscale, bandi regionali dedicati all'amianto, affiancamento clienti. A Lissone, da oltre 20 anni, la famiglia Cismara si occupa di smaltire e certificare i vostri rifiuti. Garantiamo un servizio a 360 gradi, disponibile per aziende e privati. Aiuta l'ambiente. Chiamaci. Tutti in piazza!